per questa prima parte. Casalboni velocissimo, scorda subito la prima posizione, prima curva Casalboni. Amatori al comando, seguito da Amatori e Nardini. Dalla molto combattuta questo primo giro va a concludere. Bellissima uscita di Casalboni, seguito da Amatori, Nardini, Mollo e Fortunati dalla Fontana. Seconda posizione, lotta per la seconda posizione tra Amatori e Nardini, leggermente staccati gli altri piloti, ma vediamo grande battaglia per la seconda posizione tra Amatori e Nardini, bellissimo spettacolo. Roberto dalla Fontana in 4, tallonato da Massimo Nardini. Franco Mollo, una lotta bellissima, guardate, 3 auto, 3 piloti che si contendono la terza piazza. Casalboni in prima posizione, seguito da Amatori. La porta, la vita dell'arrivo, ecco che quarta posizione, attacca nella terza posizione, dai era passato, ecco che si porta in terza posizione Nardini, che precede a sua volta il dalla Fontana e Luca del Fortunato. Quindi ribadiamo la classifica: Casalboni, Amatori, Nardini, la scelta di seguimento della propria magistrada. Ecco che passa alla fine del terzo giro anche Nardini dalla Fontana del Fortunati. Nel frattempo Amatori si porta vicinissimo a Casalboni, assisteremo a un'ultima parte di giro molto spettacolare del Casalboni all'Umbria, pronta con grande decisione la curva tallonato da Amatori. Mette in chiaro le distanze, ecco Casalboni, ma Amatori vicino, Casalboni in sicurezza, esce dalla curva in vantaggio, quindi Casalboni, Amatori, bellissimo spettacolo questa marcia da parte dei battistrada e di Massimo Nardini, che dopo essersi
attraversato, è andato a recuperare dalla quinta posizione la terza piazza che combatteva con amatori, ecco che con 229 dalla Fontana e 225 da Fortunati.